Sindaco, Cabressa, siamo ai ritocchi finali, presto l'inaugurazione. Sì, diciamo, i lavori sono pressoché conclusi, stiamo solo adesso attrezzandoci per le pulizie e le sistemazioni dell'area esterna, appunto per poter poi procedere con l'inaugurazione. Qui siamo al pian terreno, cosa verrà realizzato qui? Diciamo che il piano terreno, ma in maniera particolare il terreno del primo, verrà destinato in toto alla biblioteca, la nuova biblioteca comunale che trasporteremo qui dalla sede attuale. Qui siamo in una delle sale piano terra, quelle affrescate, per le quali siamo intervenuti recuperando intonaci e quant'altro, ma non siamo intervenuti ancora sugli affreschi. Quello sarà in fase successiva. Quello che ci proponeva era mettere in sicurezza l'immobile in questa fase. Qui siamo al piano biblioteca, dove ci saranno gli scaffali pieni di libri e possiamo subito notare che sui muri non è stato toccato nulla. Sì, qui siamo al piano primo, proprio nel locale centrale, vedete qua quella stupenda bifora che qui è alle mie spalle, che dà verso l'area verde. La scelta è stata proprio quella di evitare che i muri esistenti, anche perché come dicevo prima moltissimi sono affrescati, venissero in nessun modo danneggiati, per cui tutti gli impianti partono a pavimento. Vedete qui la torretta, per dire anche delle luci, degli impianti di illuminazione, che parte da base e sale da terra. Idem dicasi per questi che vedete che sembrano dei mobili qui alla mia destra. In realtà questa è stata la scelta di integrare in questo mobile tutta la parte impiantistica, sia antincendio che di riscaldamento, in maniera tale che, come dicevo, nulla è appoggiato alla parete o esce dalla parete. Qui siamo invece al piano mansardato, cosa avete intenzione di portare qui? Sì, qui all'ultimo livello, diciamo, uno spazio, come vedete, molto ampio. Noi abbiamo il fronte principale, quello che dà verso sud, quello dietro, qui c'è il blocco scale centrale, però con due spazi ampi anche di lato, che pensiamo di attrezzare per questa parte a polo museale, pensando nello specifico anche ai Volpaghesi illustri e alle figure, quindi qui avremo proprio degli spazi dove poter installare una mostra, diciamo così, permanente. E poi qui questo salone, che è un po' più ampio, questo si presta benissimo anche a attività multimediali, e poi diciamo così, è in addivenire il tutto. Quindi appuntamento per l'inaugurazione? All'8 maggio, ad oggi è fissata, avevamo già, diciamo che è una data che abbiamo prorogato via via, perché con le questioni Covid non volevo trovarmi da solo a inaugurare e quindi l'abbiamo trasata. Speriamo, sì, ma comunque è fissata l'8 maggio. Ho speranza che per quella data sia possibile, sì, nuovamente tornare se non altro distanziati, ma tornare a ritrovarci, insomma.